Allora, appunto è arrivato il messaggio, però io ho interrotto bruscamente Righetti che mi stava spiegando. Per completare un po' l'approccio che dovrebbe guidare, insomma, la nuova elaborazione dei piani di zona, una l'ha già detto Gino, cioè la necessità di una forte coordinamento e sinergia tra tutti i soggetti istituzionali che hanno competenza sugli interventi nelle diverse aree, nei diversi territori, per cui la regione con i comuni con le USL, i vari servizi specialistici che hanno competenza, e metterli insieme e avere una capacità di coordinamento, di programmazione, che poi diventa anche una capacità di coordinamento operativo molto forte. L'altro è l'attenzione ad andare nella direzione di una maggiore omogeneità dei servizi presenti nel territorio e delle prestazioni che si danno in tutto il territorio. Lo potremmo dire pensando al Veneto in confronto alle altre regioni d'Italia, ma questo ragionamento lo facciamo anche in Veneto, con grande attenzione alle situazioni più periferiche che in questi anni e anche in futuro rischiano di essere altrimenti molto penalizzate dal punto di vista dei servizi. L'altro tema centrale, che tutti stanno indicando come una necessità, ma bisogna realizzarlo, è l'approccio multidisciplinare, la presa in carico complessiva dei problemi di quel nucleo familiare, sociali, di quella persona, che non è solo di perdita di reddito, ma può essere il problema per la casa, il problema di presenza di situazioni di difficoltà nel nucleo familiare, dei minori, insomma di difficoltà, di povertà educativa, che purtroppo è presente anche quella anche in Veneto, insomma. Per cui fare un'analisi complessiva e predisporre dei piani personalizzati per ogni nucleo familiare che tenga conto di tutte le esigenze e della complessità di quel nucleo familiare. Per far questo bisogna mettere insieme i servizi specialistici, coordinarli, ognuno per la sua ambito di intervento, e coordinare un programma di intervento. Queste cose le ritroviamo nell'impostazione anche del nuovo piano straordinario della regione. Il problema è dopo realizzarlo concretamente, metterlo in pratica concretamente. Quindi in teoria i presupposti ci sarebbero, bisogna realizzarlo in pratica. Ripeto, molto dipende dalla disponibilità di organici e di professionalità specifiche che ci vogliono per fare queste cose, per realizzare queste cose e per gestirle. Passo la parola adesso a Gino Ferraresso. Ma con quali soldi riusciamo a dare assistenza agli anziani se gli stessi comuni hanno difficoltà? Spendiamo soldi inutili per un reddito di cittadinanza che nella maggior parte dei casi va a persone che non ne hanno bisogno perché lavorano in nero. Abbiamo visto ieri un sacco di inchieste proprio nei media nazionali di quel che succede nel sud Italia, cose terrificanti in alcuni comuni delle note regioni del sud. Gino Ferraresso, allora rispondendo al messaggio, con quali soldi per fare quello che diceva appunto il piano di zona straordinario è stato fatto, c'è nella carta, il problema è che poi se non ci sono risorse non si riesce ad attuare. Allora, noi stiamo vivendo un periodo molto drammatico, ma per certi versi può essere anche un periodo che ci dà opportunità future. L'importante è programmare bene, perché di risorse ne stanno arrivando, ne sono già arrivate molte, e tenete conto che solo il governo italiano per il Covid, che non vuol dire solamente interventi per la sanità, ma vuol dire anche interventi per le aziende, per le imprese, per la scuola, per i comuni, per le regioni, ha fondamentalmente già stanziato ad oggi, e quindi sono risorse che sono arrivate nei vari gangli, insomma, delle attività, ha già stanziato la cifra di più di 100 miliardi di euro il governo italiano, cioè non stiamo parlando di soldi che arrivano dall'Europa, questi sono soldi. Ma che vanno a fare a coprire cosa? Stanziati per cosa? Attività di supporto alle aziende, cassa integrazione, sanità. Quindi dovrebbero venire incontro a queste esigenze? Tutte quelle attività che conosciamo, che ovviamente sono state finanziate, i buoni per il turismo, piuttosto, insomma tutte quelle cose che noi conosciamo, che abbiamo visto in questo periodo, alla fine sono più di 100 miliardi stanziati dal governo italiano. Di questi 100 miliardi, faccio un esempio concreto perché 100 miliardi sono una enormità di risorse. 100 miliardi
di questi 100 miliardi, per esempio, recentemente sono arrivati più di 200 milioni in Regione Veneto, di cui 100 milioni vanno a finanziare attività per la sanità, per gli ospedali, per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva e via dicendo. Altri 100 milioni invece sono destinati, sono vincolati e bisognerà stare attenti che poi questi soldi effettivamente vengano utilizzati per questo, visto anche la domanda che è stata fatta prima sull'assistenza domiciliare. Di questi 100 milioni, ben 40 milioni sono destinati all'assistenza domiciliare integrata del Veneto ed è destinata in particolare, questi 40 milioni, per assunzione di personale. Quindi alle USL stanno arrivando in questi giorni, se non sono già quindi arrivati, dovrebbero risolvere le situazioni in sospeso? Diciamo che è una boccata d'ossigeno rispetto al passato, rispetto a quelle che erano le carenze d'organico, che vuol dire anche poi attività, vuol dire anche prestazioni. Se tu non hai l'organico non puoi neanche fare l'assistenza domiciliare. Quello che diceva prima insomma il messaggio che avete proiettato è corretto, è giusto, l'assistenza domiciliare è carente nella nostra regione, stanno arrivando risorse. Quello che adesso tutti quanti dovremmo come dire, stare attenti, lei ha citato l'esempio del reddito di cittadinanza che viene dato, viene utilizzato da persone che non ne hanno assolutamente bisogno. C'è un tema grande che è quello del controllo, che non vuol dire solamente che devono fare il controllo gli organismi preposti che lo devono fare e si deve potenziare il personale predisposto per i controlli sotto l'aspetto istituzionale. Io direi che dobbiamo fare un po' tutti la nostra parte, a cominciare dal sindacato, non solamente in termini di denuncia, ma anche da parte dell'informazione degli organi della stampa, perché è insopportabile che in questo paese ci sia un'evasione fiscale, un sommerso che si aggira, lo diciamo ogni volta, su oltre 200 miliardi di euro all'anno. È insopportabile perché non avere queste risorse vuol dire non avere posti letto di terapia intensiva, vuol dire non fare assistenza domiciliare. Quindi dobbiamo fare un po' tutti la nostra parte perché le risorse che arrivino siano destinate effettivamente a chi ha bisogno. È uno degli obiettivi dei piani Mazzoni. Assolutamente, siamo in chiusura. Stanno arrivando allora questi soldi? No, sì, ma devono diventare strutturali e quelli che sono stati stanziati dal governo italiano devono diventare strutturali e non solo per coprire il 2020 o il 2021. Quelli europei bisogna utilizzarli bene e verso queste priorità. Dopo c'è un problema anche di maggiore equità e di maggiore recupero delle risorse nel nostro Stato, io dico anche nella nostra regione, è tutto il tema delle politiche fiscali e del recupero dell'evasione fiscale. Io se ho un secondo chiuderei rischiando di essere impopolare, ma rispetto alla fotografia fatta sul reddito di cittadinanza non sono del tutto d'accordo, non perché si può negare che stiano emergendo situazioni di abuso totalmente inaccettabili e purtroppo anche diverse, però a parte il fatto che ovviamente a livello mediatico ha più rilevanza il caso singolo o plurimo insomma di abusi rispetto alla quantità invece di persone che hanno avuto da quel reddito di cittadinanza un sostegno e ne hanno veramente bisogno, come tutti, e per cui il tema è casomai controllare e rafforzare i controlli che fra l'altro dovrebbero essere a monte prima ancora di elargirlo. Ma il meccanismo in sé lo prevede, dopo si vede che c'è qualche falla in questo meccanismo, ma sappiamo che in realtà il problema non è uno strumento di sostegno al reddito per le persone che sono in una condizione di povertà relativa o assoluta, che caratterizza tutta l'Europa, anzi forse ancora in modo maggiore che da noi in termini di dimensioni. Il problema che abbiamo noi, soprattutto qua in Italia, è il problema delle politiche di reinserimento, delle politiche attive del lavoro. Perché doveva essere un momento di passaggio ponte che bisogna per portarti al mercato del rafforzare, lavoro. ma non basta.
non basta neanche solo rafforzare le politiche attive del lavoro, bisogna creare le occasioni di lavoro, per cui c'è tutto il tema su dove puntiamo per il rilancio delle attività produttive in un'ottica di sostenibilità. Assolutamente. Io vi ringrazio collegato con noi appunto Gino Ferraresso, che è dello SPI-CGIL del Veneto, ringrazio naturalmente, grazie Paolo Righetti di essere stato qui con noi della CGIL del Veneto, magari avremo ancora occasione di parlare anche degli aspetti della sanità e del sociale con ambo le parti in causa, perché sono sempre argomenti molto importanti. Ricordo a voi tutte le perplessità, le domande, anche le verifiche sulla vostra posizione pensionistica vanno fatte presso le sedi dello SPI-CGIL presenti un po' ovunque sul territorio in modo capillare, previa chiamata di prenotazione, quindi anche se sono aperte adesso ordinariamente è bene sempre prenotarsi, fare una controllatina male non fa. Detto questo, ci rinnovo l'appuntamento, la puntata come sempre è anche sul web e noi ci rivediamo prestissimo. Grazie e buon proseguimento. A presto.